Bussa sempre di notte ad ogni ora, poi entra in casa. Compleanno. Ma dove? Un bellissimo regalo ai sardi, no? No, il mio compleanno è a dicembre, non c'entra in casa. Vabbè. Allora niente. Ricominciamo. Te l'ho preso, devo fare 2, 3, 4. Allora, un bellissimo regalo. Vieni. Tu hai qualcosa da dire? Sì, intanto Gianni davvero sei ormai diventato il simbolo della Sardegna. Ma è simbolo, a me fa piacere essere qui a Carloforte, perché ormai, insomma, dopo la prima serie che abbiamo fatto e che è piaciuta così tanto anche fuori diciamo dall'isola, fuori dalla Sardegna, sono contento di essere tornato. Chissà che addirittura non si ritorni un'altra volta l'anno prossimo, quindi è un grande piacere, ormai mi sento un cittadino di Carloforte. Un concerto è un bellissimo regalo per la Sardegna. Ma io penso di sì, almeno io credo che sia una cosa bella il fatto di poter cantare insieme, il fatto di poter condividere una serata in allegria. Io ho pensato che sarebbe stata una cosa bella, quindi spero che la gente si diverta soprattutto. Gianni, sai che al porto c'è molta gente ancora aperta? Dove? Nei porti? Là? A Porto Scuso? A A Calasetto. E allora che prendiamo un gobbone e andiamo a cantare lì. Gianni Morandi va ancora a 100 all'ora. Ci spiega, ci racconta il suo segreto. Non lo so, il piacere di stare in mezzo alla gente, il piacere di stare in mezzo alla musica, quindi la fortuna di poter essere ancora qui dopo tanti anni. È nata un po' per caso, nel senso che cercavamo un personaggio per la televisione e piano piano ci siamo avvicinati a questo medico pediatra che però ha un rapporto con la comunità e poi qualcuno ha cominciato a parlare del Sulcis, che era un posto meraviglioso, straordinario, non conosciuto come magari la parte sopra della Sardegna o comunque dalla parte di qua, tutta la Costa Smeralda, Olbia, che sono tutte zone stupende. Cioè, perché non pensiamo magari di far vedere, di far conoscere il Sulcis, di ambientare questa storia proprio nel Sulcis. E quindi alla fine siamo arrivati qua e meno male, insomma, è stata una scelta molto fortunata. Dimmi. Ecco Gianni, ma per quanto riguarda una domanda sportiva, visto che io mi occupo io di tanto di sport, no? Il tuo Bologna? Ho visto che il Cagliari oggi ha perso, però mi sembra una squadra ben assestata il Cagliari, forte, una squadra con un buon allenatore. Io il Bologna quest'anno sono un po' preoccupato, siamo partiti male, non riusciamo a segnare. Adesso ci aspettano 2 partite terribili come la Roma e la Juventus, quindi potrebbe essere che fra 2 settimane siamo ancora lì a questo punto. Speriamo che insomma succeda qualcosa di buono. Che avete fatto 400 km? Questa è una cosa emozionante, molto bella. Io questo spettacolo che si chiama D'amore d'autore l'ho portato un po' in tutta Italia e non eravamo venuti in Sardegna e l'idea di essere qui, anche di presentare questo spettacolo finalmente in Sardegna, è stata un'occasione in più per poterlo fare. So che c'è gente che è venuta dal nord della Sardegna, oggi ero là perché io stavo in quell'albergo e vedevo dalla terrazza i traghetti che arrivavano e scendevano tante persone e sono felice. Ecco perché ho la forza per andare avanti. Grazie mille. Grazie Gianni.